Bus surfing, l'ultima moda, sicuramente pericolosa, certamente sciocca. Come tante idiozie ne sono pieni i social. Ci si attacca all'autobus appesi, mani e piedi, sopra la targa posteriore. Succede sempre più spesso nelle città, adesso succede anche a Vicenza. Questo è un video girato qualche ora fa in pieno centro storico, diventato subito virale. Si vede un giovane di origine straniera attaccato alla corriera in Contra Vittorio Veneto. Il gesto in se stesso non è né atletico né particolarmente interessante. Il protagonista di questo video resta appeso come un salame in equilibrio precario e quando scende al volo affida se stesso e la propria incolumità ai riflessi e all'abilità di chi guida l'auto che segue. Lui sì messo alla prova, visto che deve frenare. Insomma, quella del ragazzino attaccato è una prova di coraggio poco coraggiosa e molto ottusa. Un gesto grave e pericoloso, un gioco forse, per chi è talmente ingenuo da non capire che sta mettendo in gioco la sua stessa vita, coinvolgendo anche i malcapitati che sono sulla strada in quel momento e che devono stare pronti a schivarlo. Il video finisce così, con il giovane che molla la presa dall'autobus e corricchiando taglia la strada all'auto che segue, attraversando come un gatto in tangenziale. Insomma, fenomeno il bus surfing, fenomeno dei tempi, fenomeno chi lo pratica.